La Proloco Giovanile di Brazzacco, nel programma della Festa del Forte, propone nella serata di giovedì 2 luglio la 19ª staffetta podistica del Gruagno. La formula è la solita. Potranno partecipare squadre a 4 elementi maschili, femminili, miste e giovanili, dai 10 ai 14 anni. I runner dovranno affrontare un anello di circa 1,4 km, alternandosi ai cambi per completare più giri possibili fino allo scoccare dell'ora di gara. Le preiscrizioni sono aperte fino a mercoledì 1 luglio. Prelibati e deliziosi premi gastronomici messi a disposizione dalla Narduzzi di Pagnacco attendono le squadre più competitive, ma saranno pure premiate le società con maggior numero di staffette iscritte. Ecco il programma. Dalle ore 18 apertura iscrizioni, partenza della staffetta alle ore 20 e conclusione alle 21. Quindi a seguire pasta party e premiazioni. Orgoglio e appartenenza. Si respira genuinità e sostanza nella nuova Libertà Sacile di Maria Grazia Gargan e Marilena Dallanese, affiancate da un gruppo di validi dirigenti, tecnici, volontari e collaboratori che anche quest'anno si sono rimboccati le maniche per proporre una 23esima edizione del meeting nazionale Città di Sacile da ricordare. L'evento della città, conosciuta come Giardino della Serenissima, è infatti uno dei più importanti del Friuli Venezia Giulia. Al Polisportivo 25 aprile, titolato ad Aldo Castenetto, le gare inizieranno nel primo pomeriggio con il salto con l'asta, che qui ha una grande tradizione, per concludersi al calar della sera con i 1.500 maschili e femminili e i 3.000 metri femminili. All'interno del programma tutte le altre gare, spazio anche alla marcia. Lo spettacolo è garantito. In the silence of the night, when I'm standing on my own, I'll remember the man called God, who's never let me go. Il trofeo Friuli, dopo la tappa di Ludaria di Rigolato, approda a Lignano Sabbiadoro. Dai monti al mare, dunque, per la puntata numero 6, in programma domenica 5 luglio, nella rinomata località balneare, con l'organizzazione della nuova atletica dal Friuli. La Lignano 3K si correrà sulla magica pista che mercoledì 8 luglio vedrà scendere in gara le stelle dell'atletica internazionale. Tutti gli iscritti al trofeo che volessero prendere parte alla gara dovranno confermare la loro partecipazione entro le ore 18 di giovedì 2 luglio. Ecco il programma. Ritrovo dalle 7:30 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Partenza delle batterie dei 3.000 metri suddivise per fasce d'età dalle ore 9. Per ulteriori informazioni visitare il sito che leggete in sovraimpressione.